solo vero fino in fondo, dispiace perché è proprio la provata di Luciano in C2, quindi il primo anche a me mi piace la provata in C2, però che andavamo avanti non riusciamo a davvero emozioni fortissime che si prolungano sul campo, nemmeno il Verona fosse stato promosso in Serie A. Questo è il pubblico dell'Hellas Verona, questo è un grandissimo pubblico, un pubblico che merita tantissime soddisfazioni, un pubblico che ha davvero invaso. Questo l'avevi detto che segnavamo. Ho detto di registrare la profezia. Proprio sotto la tribuna che viene applauditissima. Questa è la vittoria di Verona, però prima di tutto la vittoria del pubblico che non è mai votato. Bello. Una grandissima emozione. Adesso amici, per chi avrà la bontà magari di rilassarsi, di prendere un caffè in piazza Dante, di aspettare qualche minuto, proveremo a collegarci con i protagonisti e quindi anche dal maxi schermo. Noi abbiamo il satellite che stacca attorno alle 18:40, 18:45, quindi vi invito a restare per le prime battute dei protagonisti di questa splendida cavalcata del pellegrinitissimo. Il Verona resta in C1 grazie ad un gol di Volante nella partita mandata all'ultimo secondo del recupero e a un gol di Zebulai al 90°.